Tragico schianto nel pomeriggio a Sistiana, frontale ad alta velocità di un'auto contro un taxi a sua volta tamponato da un'altra auto, morto il tassista, 2 feriti gravi a Cattinara. Quinto caso di dengue a Trieste negli ultimi 15 giorni, si tratta di un uomo rientrato da Dubai, disinfestazione nel rione di Chiarbola domani notte. Al voto oggi e domani per europee e comunali, l'ufficio elettorale del comune di Trieste ha rilasciato 1509 tessere nelle ultime 2 settimane. Controlli ai valichi con la Slovenia, 9 arresti nelle ultime 2 settimane della Polizia di Frontiera, fermati 5 latitanti e 4 passer con migranti a bordo delle auto. Autobus Trieste Trasporti rinforza le linee di collegamento con la costa da Barcola a Sistiana in vista della stagione estiva. Domani sera allo Stadio Rocco l'attesissimo concerto di Max Pezzali, attese 24.000 persone anche da Slovenia, Austria e Croazia, pronte a scattare le limitazioni al traffico. 2 atti unici contemporanei, la porta divisoria e il castello del Duca Barba Blu, e questo è il gran finale della stagione lirica del Verdi di Trieste, in cartellone dal 14 al 23 giugno. Buonasera dal telegiornale di Tele4. In apertura purtroppo un tragico schianto a Sistiana. Si chiamava Roberto Burigato, il tassista 54enne di Ronchi dei Legionari, nato a Gorizia, morto questo pomeriggio nel terribile schianto fra 3 auto a Sistiana lungo la statale poco prima dell'incrocio che porta alla Baia. 2 feriti gravi portati in urgenza a Cattinara, danneggiati anche 2 automobili in sosta. Tra le cause possibili l'alta velocità di una delle auto coinvolte. Vediamo il servizio. Un terribile schianto frontale tra l'auto e il taxi, poi il tamponamento di un'altra vettura e infine il coinvolgimento di altri 2 mezzi parcheggiati a bordo strada. L'autista del taxi è morto sul colpo nel gravissimo incidente accaduto nel pomeriggio di oggi dopo le 15:30 a Sistiana, lungo la strada statale all'altezza del Gaudemus, poco prima di raggiungere, per chi arriva da Trieste, il bivio che porta alla Baia. L'alto numero di mezzi e persone coinvolte ha fatto scattare la procedura di maxi emergenza della Sores, che ha inviato sul posto numerosi equipaggi e l'elicottero sanitario. Sul posto i carabinieri di Duino Aurisina, che stanno ancora ricostruendo nel dettaglio il tragico incidente insieme al magistrato di turno, anche acquisendo le immagini delle telecamere presenti. Dalle prime testimonianze si sa che l'autista della Mercedes, che secondo l'ipotesi dei carabinieri viaggiava in direzione Trieste a forte velocità, ha perso il controllo nel tratto rettilineo, finendo contro il taxi che procedeva nella direzione opposta verso Monfalcone. Violentissimo l'impatto che ha causato la morte del tassista e il ferimento grave dell'altro automobilista. La Dacia che seguiva il taxi non è riuscita a frenare e lo ha tamponato a sua volta. Anche l'autista è rimasto ferito in modo serio. Entrambi i feriti sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Cattinara, mentre l'elisoccorso è rientrato senza persone a bordo. Nell'impatto le 3 auto in movimento hanno coinvolto anche altri 2 mezzi parcheggiati, danneggiandoli. L'intervento dei carabinieri e dei sanitari ha richiesto anche il supporto dei vigili del fuoco, a lungo impegnati a estrarre il cadavere dall'abitacolo, e della polizia stradale di Trieste, che ha contribuito a regolare il traffico, andato immediatamente in tilt lungo la trafficata arteria costiera. Nuovo caso di dengue a Trieste, nuova disinfestazione, questa volta nel rione di Chiarbola nella notte fra domenica e lunedì. Vediamo il servizio di Marco Stabile. Quinto caso di dengue a Trieste, dopo i 4 registrati negli ultimi 15 giorni. Quello emerso stamani riguarda una persona rientrata da Dubai a Trieste, ora ricoverata al reparto infettivi dell'ospedale Maggiore. Da qui l'immediato provvedimento diffuso dal comune. L'area interessata dalla disinfestazione, ecco la mappa specifica, riguarda una superficie di 500 metri quadrati in tutto, compresa fra i rioni di Servola, Valmaura e Chiarbola, con le strade che si immettono in via Capodistria. Un'area adiacente a quella di via Costalunga, già interessata dall'ultimo provvedimento per la coppia rientrata dalla Colombia con il virus. Gli altri casi erano stati quelli di una 13enne paraguaiana arrivata a Trieste con una crociera assieme ai genitori e di un uomo residente in via del Ronco rientrato da un viaggio ai Caraibi. Ricordiamo che la dengue è un virus molto simile a un'influenza che viene contratto dalle zanzare. Non è possibile il contagio fra esseri umani, ma si attua la disinfestazione per evitare il rischio che, qualora una zanzara avesse punto un malato,
possa diffondere la malattia ad altri. I trattamenti di disinfestazione dalle zanzare saranno realizzati dalla ditta incaricata di concerto dal Comune di Trieste e Asugi e verranno effettuati nella notte fra domenica 9 giugno e lunedì 10 a partire dalle 4 del mattino circa. L'intervento larvicida per evitare lo sviluppo di nuovi insetti verrà eseguito invece successivamente e compatibilmente con le condizioni meteo. Verrà istituito il divieto di transito dalle 4 alle 6 del 10 giugno in via Isola d'Istria, Lussimpiccolo, Pisino, Orsera, Capodistria, Norma Cossetto, Pirano, Umago, via Cittanova d'Istria, Baiamonti, Silvola, Vicolo della Salvia, via Ercolano Salvi, Pinguente, Roncheto, Paolo Giacometti e via Claudio Pulcro. Gli effetti dei controlli straordinari ai valichi di frontiera si sono tradotti in 9 arresti negli ultimi 15 giorni sul Carso triestino. In carcere sono finiti 5 latitanti e 4 passeur. Vediamo. Raffica di arresti della Polizia di Frontiera nel corso dei controlli alle frontiere con la Slovenia e l'effetto del personale dispiegato a seguito della sospensione del regime di Schengen insieme a una serie di servizi mirati. Il primo intervento è scattato nel pomeriggio del 29 maggio a Pese, quando su un autobus di linea partita da Zagabria diretto a Napoli è stata rintracciata una latitante serba di 31 anni, nota con diversi alias, che doveva scontare una serie di pene per furti e rapine commessi in tutto il nord Italia per oltre 23 anni di carcere. Nella stessa giornata a San Servolo è stato invece fermato un passer turco che stava portando in Italia una famiglia di migranti, una donna, 3 giovani e un bambino di 3 anni. Il trafficante è finito in carcere. Nella rete di controlli sono finiti anche 2 stranieri con a carico decreti di espulsione e allontanamento dall'Italia, un georgiano di 33 anni e un albanese di 26, entrambi a bordo di un autobus ed entrambi fermati dalla polizia. Sconterà effettivamente la pena di 4 anni e 20 giorni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione anche il 36enne romeno fermato nelle prime ore del 26 maggio a Fernetti, destinatario di un ordine di carcerazione del Tribunale di Padova e diretto in Spagna, ha visto scattare le manette ai suoi polsi. Sempre a Fernetti è stata fermata il 28 maggio un'altra latitante per reati contro il patrimonio ricercata dalla Procura di Venezia. La 33enne di origine bosniaca viaggiava su un autobus diretto a Zagabria. Sulla sua testa pende un cumulo di pene superiore agli 8 anni di carcere. Nella rete della Polizia di Frontiera sono finiti poi altri 3 passeur nei pressi di Fernetti, uno recidivo, moldavo di 34 anni, entrato in Italia il 31 maggio con già a suo carico un ordine di carcerazione di 6 anni e 6 mesi di reclusione. Altri 2, entrambi di nazionalità romena, sono stati fermati il 5 giugno mentre trasportavano nelle rispettive auto 4 migranti irregolari a testa. Il terzetto è finito al Coroneo. Ancora cronaca, si sposa, assume il cognome della moglie ma viene scoperto e arrestato comunque dai carabinieri del comando di Duino Aurisina che hanno intercettato un latitante albanese nei pressi del valico di Basovizza. Vediamo. Arrestato poco dopo il valico di Basovizza un pregiudicato albanese di 40 anni. Lo straniero era ricercato da 3 anni per un ordine di carcerazione di 1 anno e 8 mesi per il reato di evasione commesso in provincia di Novara nel 2014, ma per sfuggire ai controlli era tornato in patria dove si era sposato e dove la legge consente al marito, attraverso il matrimonio, di assumere il cognome della moglie. Così ha fatto il pregiudicato, assumendo il cognome della donna sui documenti, in modo da rientrare nel nostro paese con una nuova identità di fatto pulita. Lo stratagemma però non ha funzionato di fronte ai carabinieri del comando di Duino Aurisina che l'hanno fermato e accompagnato in caserma per i controlli del caso. L'identificazione lo ha tradito e ha permesso di ricostruire le vicende giudiziarie dell'uomo che al termine delle operazioni è stato portato presso la casa circondariale di Trieste per saldare il suo debito con la giustizia. Le elezioni ora si sono aperte alle 15, le urne per eleggere i 76 membri italiani che andranno a far parte del nuovo Parlamento europeo. Si vota oggi fino alle 23 e poi domani, domenica 9 giugno, dalle 7 ancora fino alle 23. Poi si chiuderanno le urne. Qui vediamo i primi votanti, non c'è stato molto movimento ai seggi in questo pomeriggio, in una giornata anomala per quanto
quanto riguarda le votazioni in Italia, ma che è stata scelta per le europee di quest'anno all'interno della finestra appunto fornita proprio dalla stessa Unione Europea. In queste stesse ore quindi seggi aperti anche per le tornate amministrative in provincia di Trieste, coinvolge 3 comuni, il rinnovo di 3 comuni, quello di Sgonico, quello di Monrupino e quello di San Dorligo della Valle, poi ce ne sono altri anche nelle province di Gorizia, Udine e Pordenone. Quindi domani sera alla fine della votazione, quindi alle 23, comincerà subito lo spoglio delle schede. Quindi oggi e domani si vota per le europee, in alcuni comuni anche, l'abbiamo sentito, per l'elezione di nuovi sindaci e consigli comunali. L'ufficio elettorale di Trieste è già a pieno regime per il rilascio delle tessere elettorali e per l'allestimento proprio dei seggi. Allora vediamo il nostro servizio realizzato proprio questa mattina. Per tutta l'apertura delle votazioni, che lo ricordiamo per tutti, dalle ore 15 di questo pomeriggio fino alle 23 e domani domenica dalle ore 7 alle ore 23, gli uffici ininterrottamente rimarranno aperti per il rilascio dei duplicati o nuovi rilasci di tessere elettorali. La scorsa settimana abbiamo avuto già un buon numero di tessere elettorali rilasciate, oltre le 300, questa settimana, esclusa la giornata di oggi, già 1200, quindi vediamo come da una settimana all'altra l'incremento ci sia stato. Macchina a pieno regime all'ufficio elettorale del Comune di Trieste, aperto per tutta la durata delle votazioni dalle 15 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani, dove è possibile ricevere una nuova tessera elettorale in caso di smarrimento, deterioramento e esaurimento degli spazi. E le giornate clou di vero e proprio super lavoro per il personale addetto sono proprio quelle dedicate al voto. Il personale è numeroso, gli sportelli sono tali da poter supportare adeguatamente tutte le richieste dei cittadini. Quindi anche per i ritardatari, insomma, è ancora possibile avere la tessera elettorale. Anzi, appunto, affrettatevi per coloro che appunto sono intenzionati a fare la richiesta, visto che appunto c'è tempo fino alle 23 di domani. Ecco. Non aspettiamo però chiaramente l'ultimo momento, perché deve esserci anche poi il tempo di potersi recare in seggio, ecco, per poter votare. Tra le novità di quest'anno, oltre all'inedita votazione anche al sabato pomeriggio, c'è l'allestimento di un seggio speciale, il 400, destinato agli studenti fuori sede, collocato al piano terra del Palazzo di Passo Costanzi che ospita l'ufficio elettorale. Tanti studenti che risiedono qui a Trieste, quindi domiciliati qua a Trieste per motivi di studio, potranno per la prima volta, e ne abbiamo anche tanti perché circa 500 hanno presentato domanda secondo la normativa in tempo utile, potranno votare per la prima volta per i propri candidati, quindi della propria circoscrizione. In questa occasione è stato allestito, come prevede la norma, un seggio ad hoc. Già da oggi e anche dopo il termine delle votazioni alle 23 di domani, l'ufficio elettorale è in moto per gestire le operazioni di allestimento dei seggi con tutto l'esercito di presidenti e scrutatori e poi per lo scrutinio vero e proprio. E i seggi appunto elettorali dopo le 23 inizieranno immediatamente lo scrutinio che poi con tutto il materiale verrà consegnato al Palachiarbola, che è una struttura che è stata allestita appositamente per ricevere tutto il materiale dei seggi. Parte di quel materiale poi proseguirà per il Tribunale per le operazioni di determinazione poi dei risultati, quindi presso il Tribunale di Trieste e poi per la Corte d'Appello di Venezia. Scatta domani l'orario estivo degli autobus. Alla novità principale della linea 20 Muggia-Barcola si aggiungono conferme e prolungamenti delle linee, in particolare per le zone di mare. Vediamo. Adesso entra in vigore, come sempre, l'orario estivo, quindi naturalmente viene un po' rivoluzionato quello che è il trasporto pubblico, le linee scolastiche tradizionali vengono sospese, ma chiaramente viene aumentata la 36, potenziata evidentemente su Barcola, abbiamo già visto la 20 che poi aiuta a sostenere il flusso verso Barcola, e abbiamo la 9 che adesso arriverà fino all'Ausonia, che anche questa è una novità. Non c'è solo la linea 20 allungata da Muggia-Barcola, tra le novità dell'orario estivo degli autobus della Trieste Trasporti per il periodo che va da domani
domani, domenica 9 giugno, all'8 settembre. C'è anche la linea 9 prolungata fino allo stabilimento Ausonia per le corse in partenza da Piazzale Gioberti e dirette verso Largo Irneri nella fascia oraria tra le 7:30 e le 19:30. Ma i collegamenti maggiormente potenziati sono proprio quelli col lungomare Barcolano, con le 60 corse al giorno della linea 6 e il ripristino con la 36 dei collegamenti tra Via Giulia e il bivio di Miramare, con una cinquantina di partenze quotidiane da ciascun capolinea, le già citate 70 e più partenze della 20 allungata. I collegamenti con Barcola avranno una capacità quotidiana superiore ai 18.000 posti. Sospese le linee scolastiche 55, 56 e 57 fino al prossimo autunno. La 70 viene ripristinata di sabato e domenica fra la stazione di Visogliano e Sistiana Mare, con 21 partenze quotidiane da ciascun capolinea. Continua il servizio notturno nelle serate di venerdì e sabato, mentre è sospeso il mercoledì. E poi ricordo che naturalmente tutti gli orari e le novità sono tutte reperibili sul sito come sempre. E parleremo del concerto di Max Pezzali di domani sera e di sport e di altro ancora, di altri spettacoli, subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Torniamo in diretta e parliamo di Max Pezzali. Domani il grande concerto, data zero del suo tour, così come è stato già per ultimo. E ora vi mostriamo anche delle immagini che sono state pubblicate proprio dalla Instagram, sono le stories appunto su Instagram dello stesso Max Pezzali. Eccolo qui, lo vediamo per le strade di Trieste, accompagnato dalla banda, perché il concerto, il grande concerto di domani sera, ecco, sentiamo anche in sottofondo il suono della banda, è stato proprio anticipato dalla sfilata della banda composta da 20 musicisti e 4 sbandieratori, che questo pomeriggio ha animato il centro città suonando in chiave d'orchestra alcuni dei tormentoni, dei più grandi successi della scaletta del Max Forever Hits Only Tour, verso il sold out appunto allo stadio Nereo Rocco domani sera. Quindi vediamo appunto le rive, poi Piazza Unità, il centro si sono riempite di gente che ha accompagnato Max Pezzali proprio nella sua sfilata. Il video poi del cantante, del popolarissimo cantautore, in poche ore ha collezionato tantissime interazioni, facendo salire tutte le aspettative appunto per questa data zero di domani, dello spettacolo e del tour che quest'anno poi porterà Max Pezzali, l'ex frontman degli 883, a Torino, Bologna, Roma, Milano, Messina, Bari, con una tournée di soli grandi successi proprio a partire da Trieste. Qui vediamo il suo arrivo ad esempio in Piazza della Borsa. E domani sera appunto c'è l'attesissimo concerto di Max Pezzali. Sono attese circa o addirittura più di 24.000 persone che sono in arrivo anche da Slovenia, Austria e Croazia. Poi sono pronti a partire anche tutti i provvedimenti sia sul traffico che per la sicurezza che in queste occasioni vengono attuati. Allora vediamo il servizio di Marco Stabile. 24.000 biglietti già staccati per Max Pezzali allo Stadio Rocco di Trieste. Dopo giorni di prove per la band, verrà il momento di fare sul serio. Apertura cancelli prevista alle 17:30 per 2 ore di musica che attraversa 3 generazioni di successi. Il piano sicurezza e viabilità previsto è quello già scattato in occasione di Ultimo, ma il servizio navetta sarà potenziato, considerato un pubblico ancora più importante che arriverà a Trieste anche da Austria, Slovenia e Croazia. La biglietteria aprirà alle 16:30 di domenica, mentre alle 17:30 sarà possibile ritirare gli accrediti. Per accedere all'impianto sarà richiesto un documento di identità valido. Dalle 12 di domani e fino all'1 di notte sarà in vigore il divieto di transito in via Valmaura, da Piazzale Valmaura, via Palatucci fino alla Grande Viabilità, e in via Miani da via Flavia a Piazzale Atleti Azzurri. Dalle 20 all'1 il divieto di transito scatterà anche in via Macelli, mentre dalle 22:30 a mezzanotte e 15 verrà chiusa via Flavia tra Piazzale Cagni e Piazzale Valmaura. Sempre dalle 22:30 a mezzanotte e 15 via Caboto e via Pigafetta saranno a senso unico. 3 i parcheggi di interscambio a disposizione del pubblico: il multipiano del Silos in Piazza Libertà, quello dell'Eurospar di via dell'Istria e il park del Monte d'Oro Shopping Center di Aquilinia, con collegamenti a Rocco tramite navette della Trieste Trasporti a partire dalle 15:30.
Ed ora passiamo allo sport, l'analisi della serie di finale fra Pallacanestro Trieste e Cantù, sin qui dominata dalla formazione di Jamion Christian. Abbiamo fatto il punto con il grande campione del passato e commentatore sportivo Alessandro De Paul. Vediamo. Una squadra in missione, una macchina perfetta, ormai mancano gli aggettivi per la Pallacanestro Trieste formato playoff. 8 vittorie su 8, 6 in trasferta, 2-0 nella finale promozione contro Cantù, entrambe vittorie strappate in trasferta. Il commento della situazione di Sandro De Paul, campione europeo, pluriscudettato e anche ora commentatore sportivo. Una dimostrazione di forza, una squadra in missione, una squadra che in totale fiducia. Si vede da come stanno in campo, si vede dalla capacità che hanno di essere attivi tutti quanti in attacco. Reyes su tutti, chiaramente nell'ultima partita 32 punti, è una prestazione monster, ha fatto quello che ha voluto, e in difesa di essere consistenti e sempre pronti a chiudere linee di attacco avversarie, nonché la grande componente dei rimbalzi, hanno sempre vinto la lotta a rimbalzi. Quanto alla svolta di questa squadra dagli alti e bassi del campionato ai playoff, è una macchina quasi perfetta, ha cambiato totalmente. C'è stato sicuramente, come ha confermato anche Cantussi dopo la partita dell'altro giorno di gara 2, un confronto tra di loro dove si sono messe in tavola le carte e ognuno ha deciso e ha dovuto fare un passo in più. Credo che ci sia una maggiore conoscenza da parte del staff tecnico del campionato, ma anche dei propri giocatori, e questo aiuta tantissimo. Fammi dire che la grande però qualità di questa squadra è nella società. La società ha tenuto duro, è rimasta fedele ai suoi obiettivi di inizio campionato, è rimasta fedele alle sue idee, non cosa molto facile da trovare oggi come oggi, anche nelle difficoltà, e di questo va dato grande merito sicuramente ad Arcieri. ora occhi puntati tutti sulla gara 3, quella che potrebbe essere già decisiva, il primo match point promozione, lunedì sera al Pala Trieste. Aspetto chiaramente è una squadra che comincia la partita con grande grinta, con grande voglia di aggredire la gara. Non sarà facile, perché Cantù è una squadra vera, una squadra che ha tutto, come abbiamo già avuto modo di dire, ha alcune pause, alcune fragilità mentali sicuramente che abbiamo visto, tante volte come nella partita che abbiamo commentato ieri, Trapani a Bologna. L'ultimo gradino, l'ultimo passettino, quello che ti permette di agguantare un trofeo, può risultare il più difficile, proprio per la pesantezza che può avere il pallone in alcuni momenti e per la qualità e la quantità della posta in palio. E credo che Trieste però, con la fiducia che ha accumulato in queste partite, abbia tutte le carte in regola per poterlo fare. Due atti unici contemporanei, la porta divisoria e il castello del Duca Barbablù. E questo è il gran finale della stagione lirica e del balletto del Verdi di Trieste, in cartellone dal 14 al 23 giugno. Ieri la presentazione, vediamo il servizio. Come voi sapete, al fallimento dell'azienda, avvenuto 5 anni fa, ben poco la nostra famiglia poté salvare. Il Teatro Verdi di Trieste chiude la stagione lirica e di balletto con due atti unici, la porta divisoria di Fiorenzo Carpi sul libretto di Giorgio Strehler, in seconda rappresentazione assoluta dopo la prima mondiale a Spoleto, e il castello del Duca Barbablù per la seconda volta a Trieste dopo la prima e unica rappresentazione nel 1979. Debutto venerdì 14 giugno alle 20:30, poi in scena fino a domenica 23. Il dittico è stato illustrato in conferenza stampa al ridotto del Teatro Verdi. Mettiamo in scena due capolavori, innanzitutto intesi come capolavori musicali, perché sono due partiture veramente straordinarie, scritte veramente molto molto bene, ed è una musica che, come dire, non soltanto ci parla di quello che è stato un momento importante della vita culturale a livello mondiale, che oggi forse è un po' dimenticato, diciamo, perché la musica del Novecento oggi si fa fatica ad ascoltarla, e questa invece è un'ottima occasione per riascoltare. Mi fa molto piacere che Trieste abbia deciso di presentare questa operazione a cui mio padre teneva moltissimo, che non ha mai finito, e mio padre è stato il musicista di Strehler tutta la vita,
è l'unico musicista con cui Streller ha lavorato e quello di quest'opera è l'unico libretto lirico che Streller abbia scritto. Pensiamo che il compito di un'istituzione come il Teatro Verdi, che è un'istituzione fondamentale per la vita della città, sia quella proprio di riportare in vita e ricordare anche a tutti i nostri spettatori che esiste un'arte contemporanea, un po' meno contemporanea, un po' passata, che ha pari dignità rispetto a tutto il resto di quello che si mette in scena. E mattinata di musica in salsa triestina, sveglia Trieste con Alessio Colautti e la sua fisarmonica che ha incantato il pubblico del programma mattutino di Tele4. Vediamo un estratto. Suona la canzone nel tram di Ossipcina, che sì, siccome non lo avremo più, almeno che sento la sua voce con la canzone. E anche il tram di Ossipcina, senato disgrazia, venendo sopra il scorcola una casa Garibaltà, e buona de Dio, era giorno del lavoro, e dentro non era che il povero frenador. Torno! Buongiorno Fiori, mi l'anima di buon umore, grazie. La Granzetta tra l'altro telefona sempre. Sì, perché la vivi di Tele4, era popcorn e Tele4. Qua se magna, qua se bevi, qua se bevi, qua se vivi in abbondanza, pasta asciutta non ne manca, e viva la e pobo, e viva la questo è il motto Triesti, che la va di bene, che la va di male, sempre allegri ma in passione, viva la e pombo. Intanto, Alessio, intanto viva la sempre. Sempre. E coi sega sposato, se rivadi sonadori, con la gobba anche lori, con la gobba anche lori. E coi sega sposato, se rivadi sonadori, con la gobba anche lori. La famiglia dei Gobon. Goba tu madre, goba tu padre, goba la mona di tua sorella, iera goba anche quella, iera goba anche quella. Goba tu madre, goba tu padre, goba la mona di tua sorella, iera goba anche quella, la famiglia del Gobon. Gobo, sentite, gobo, sentite. Gobo, sentite, me sentirò anche mi. Ma alla richiesta bisognasse passare a un minimo di soglia. Sì, bisogna cominciare a passare all'incasso. Oh, che bel fiore, che bel fiore, oh, che bel fiore, ero in campagna col primo amore, oh, che bel fiore. Che bel fiore, viva l'amor sul paion. E sicuramente questo spettacolo ha divertito i nostri telespettatori, ma tanto anche chi lo ha realizzato, chi era in studio questa mattina. È tutto per il telegiornale di questa sera, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti voi. Tragico schianto nel pomeriggio a Sistiana, frontale ad alta velocità di un'auto contro un taxi, a sua volta tamponato da un'altra auto, morto il tassista, 2 feriti gravi a Cattinara. Quinto caso di dengue a Trieste negli ultimi 15 giorni, si tratta di un uomo rientrato da Dubai, disinfestazione nel rione di Chiarbola domani notte. Al voto oggi e domani per europee e comunali, l'ufficio elettorale del comune di Trieste ha rilasciato 1509 tessere nelle ultime 2 settimane. Controlli ai valichi con la Slovenia, 9 arresti nelle ultime 2 settimane della Polizia di Frontiera, fermati 5 latitanti e 4 passer con migranti a bordo delle auto. Autobus Trieste Trasporti rinforza le linee di collegamento con la costa da Barcola a Sistiana in vista della stagione estiva.
Domani sera allo Stadio Rocco l'attesissimo concerto di Max Pezzali, attese 24.000 persone anche da Slovenia, Austria e Croazia, pronte a scattare le limitazioni al traffico. 2 atti unici contemporanei, la porta divisoria e il castello del Duca Barbablù, e questo è il gran finale della stagione lirica del Verdi di Trieste, in cartellone dal 14 al 23 giugno. Buonasera dal telegiornale di Tele4. In apertura purtroppo un tragico schianto a Sistiana. Si chiamava Roberto Burigato, il tassista 54enne di Ronchi dei Legionari, nato a Gorizia, morto questo pomeriggio nel terribile schianto fra 3 auto a Sistiana lungo la statale poco prima dell'incrocio che porta alla Baia. 2 feriti gravi portati in urgenza a Cattinara, danneggiate anche 2 automobili in sosta. Tra le cause possibili l'alta velocità di una delle auto coinvolte. Vediamo il servizio. Un terribile schianto frontale tra l'auto e il taxi, poi il tamponamento di un'altra vettura e infine il coinvolgimento di altri 2 mezzi parcheggiati a bordo strada. L'autista del taxi è morto sul colpo nel gravissimo incidente accaduto nel pomeriggio di oggi dopo le 15:30 a Sistiana, lungo la strada statale all'altezza del Gaudemus, poco prima di raggiungere, per chi arriva da Trieste, il bivio che porta alla Baia. L'alto numero di mezzi e persone coinvolte ha fatto scattare la procedura di maxi emergenza della Sores, che ha inviato sul posto numerosi equipaggi e l'elicottero sanitario. Sul posto i carabinieri di Duino Aurisina, che stanno ancora ricostruendo nel dettaglio il tragico incidente insieme al magistrato di turno, anche acquisendo le immagini delle telecamere presenti. Dalle prime testimonianze si sa che l'autista della Mercedes, che secondo l'ipotesi dei carabinieri viaggiava in direzione Trieste a forte velocità, ha perso il controllo nel tratto rettilineo finendo contro il taxi che procedeva nella direzione opposta verso Monfalcone. Violentissimo l'impatto che ha causato la morte del tassista e il ferimento grave dell'altro automobilista. La Dacia che seguiva il taxi non è riuscita a frenare e lo ha tamponato a sua volta. Anche l'autista è rimasto ferito in modo serio. Entrambi i feriti sono stati portati d'urgenza all'ospedale di Cattinara, mentre l'elisoccorso è rientrato senza persone a bordo. Nell'impatto le 3 auto in movimento hanno coinvolto anche altri 2 mezzi parcheggiati, danneggiandoli. L'intervento dei carabinieri e dei sanitari ha richiesto anche il supporto dei vigili del fuoco, a lungo impegnati a estrarre il cadavere dall'abitacolo, e della polizia stradale di Trieste, che ha contribuito a regolare il traffico, andato immediatamente in tilt lungo la trafficata arteria costiera. Nuovo caso di dengue a Trieste, nuova disinfestazione, questa volta nel rione di Chiarbola nella notte fra domenica e lunedì. Vediamo il servizio di Marco Stabile. Quinto caso di dengue a Trieste, dopo i 4 registrati negli ultimi 15 giorni. Quello emerso stamani riguarda una persona rientrata da Dubai a Trieste, ora ricoverata al reparto infettivi dell'ospedale Maggiore. Da qui l'immediato provvedimento diffuso dal comune. L'area interessata dalla disinfestazione, ecco la mappa specifica, riguarda una superficie di 500 metri quadrati in tutto, compresa fra i rioni di Servola, Valmaura e Chiarbola, con le strade che si immettono in via Capodistria. Un'area adiacente a quella di via Costalunga, già interessata dall'ultimo provvedimento per la coppia rientrata dalla Colombia con il virus. Gli altri casi erano stati quelli di una 13enne paraguayana arrivata a Trieste con una crociera assieme ai genitori e di un uomo residente in via del Ronco rientrato da un viaggio ai Caraibi. Ricordiamo che la dengue è un virus molto simile a un'influenza che viene contratto dalle zanzare. Non è possibile il contagio fra esseri umani, ma si attua la disinfestazione per evitare il rischio che, qualora una zanzara avesse punto un malato, possa diffondere la malattia ad altri. I trattamenti di disinfestazione dalle zanzare saranno realizzati dalla ditta incaricata di concerto dal Comune di Trieste e Asugi e verranno effettuati nella notte fra domenica 9 giugno e lunedì 10 a partire dalle 4 del mattino circa. L'intervento larvicida per evitare lo sviluppo di nuovi insetti verrà eseguito invece successivamente e compatibilmente con le condizioni meteo. Verrà istituito il divieto di transito dalle 4 alle 6 del 10 giugno in via Isola d'Istria, Lussimpiccolo, Pisino, Orsera, Capodistria, Norma Cossetto, Pirano, Umago, via Cittanova d'Istria, Baiamonti, Silvola, Vicolo della Salvia, via Ercolano Salvi, Pinguente, Roncheto, Paolo Giacometti e via Claudio Pulcro.
Gli effetti dei controlli straordinari ai valichi di frontiera si sono tradotti in 9 arresti negli ultimi 15 giorni sul Carso triestino. In carcere sono finiti 5 latitanti e 4 passeur. Vediamo. Raffica di arresti della Polizia di Frontiera nel corso dei controlli alle frontiere con la Slovenia e l'effetto del personale dispiegato a seguito della sospensione del regime di Schengen insieme a una serie di servizi mirati. Il primo intervento è scattato nel pomeriggio del 29 maggio a Pese, quando su un autobus di linea partita da Zagabria e diretto a Napoli è stata rintracciata una latitante serba di 31 anni, nota con diversi alias, che doveva scontare una serie di pene per furti e rapine commessi in tutto il nord Italia per oltre 23 anni di carcere. Nella stessa giornata a San Servolo è stato invece fermato un passer turco che stava portando in Italia una famiglia di migranti, una donna, 3 giovani e un bambino di 3 anni. Il trafficante è finito in carcere. Nella rete di controlli sono finiti anche 2 stranieri con a carico decreti di espulsione e allontanamento dall'Italia, un georgiano di 33 anni e un albanese di 26, entrambi a bordo di un autobus ed entrambi fermati dalla polizia. Sconterà effettivamente la pena di 4 anni e 20 giorni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione anche il 36enne romeno fermato nelle prime ore del 26 maggio a Fernetti, destinatario di un ordine di carcerazione del Tribunale di Padova e diretto in Spagna, ha visto scattare le manette ai suoi polsi. Sempre a Fernetti è stata fermata il 28 maggio un'altra latitante per reati contro il patrimonio ricercata dalla Procura di Venezia. La 33enne di origine bosniaca viaggiava su un autobus diretto a Zagabria. Sulla sua testa pende un cumulo di pene superiore agli 8 anni di carcere. Nella rete della Polizia di Frontiera sono finiti poi altri 3 passeur nei pressi di Fernetti, uno recidivo, moldavo di 34 anni, entrato in Italia il 31 maggio con già a suo carico un ordine di carcerazione di 6 anni e 6 mesi di reclusione. Altri 2, entrambi di nazionalità romena, sono stati fermati il 5 giugno mentre trasportavano nelle rispettive auto 4 migranti irregolari a testa. Il terzetto è finito al Coroneo. Ancora cronaca, si sposa, assume il cognome della moglie ma viene scoperto e arrestato comunque dai carabinieri del comando di Duino Aurisina che hanno intercettato un latitante albanese nei pressi del valico di Basovizza. Vediamo. Arrestato poco dopo il valico di Basovizza un pregiudicato albanese di 40 anni. Lo straniero era ricercato da 3 anni per un ordine di carcerazione di 1 anno e 8 mesi per il reato di evasione commesso in provincia di Novara nel 2014, ma per sfuggire ai controlli era tornato in patria dove si era sposato e dove la legge consente al marito, attraverso il matrimonio, di assumere il cognome della moglie. Così ha fatto il pregiudicato, assumendo il cognome della donna sui documenti in modo da rientrare nel nostro paese con una nuova identità di fatto pulita. Lo stratagemma però non ha funzionato di fronte ai carabinieri del comando di Duino Aurisina che l'hanno fermato e accompagnato in caserma per i controlli del caso. L'identificazione lo ha tradito e ha permesso di ricostruire le vicende giudiziarie dell'uomo che al termine delle operazioni è stato portato presso la casa circondariale di Trieste per saldare il suo debito con la giustizia. Le elezioni ora si sono aperte alle 15, le urne per eleggere i 76 membri italiani che andranno a far parte del nuovo Parlamento europeo. Si vota oggi fino alle 23 e poi domani, domenica 9 giugno, dalle 7 ancora fino alle 23. Poi si chiuderanno le urne. Qui vediamo i primi votanti, non c'è stato molto movimento ai seggi in questo pomeriggio, in una giornata anomala per quanto riguarda le votazioni in Italia, ma che è stata scelta per le europee di quest'anno all'interno della finestra appunto fornita proprio dalla stessa Unione Europea. In queste stesse ore quindi seggi aperti anche per le tornate amministrative in provincia di Trieste, coinvolge 3 comuni, il rinnovo di 3 comuni, quello di Sgonico, quello di Monrupino e quello di San Dorligo della Valle, poi ce ne sono altri anche nelle province di Gorizia, Udine e Pordenone. Quindi domani sera alla fine della votazione, quindi alle 23, comincerà subito lo spoglio delle schede. Quindi oggi e domani si vota per le europee, in alcuni comuni anche, l'abbiamo sentito, per l'elezione dei nuovi sindaci e consigli comunali. L'ufficio elettorale di Trieste è già a pieno regime per il rilascio delle tessere elettorali e per l'allestimento proprio dei seggi. Allora vediamo il nostro servizio realizzato proprio questa mattina.
per tutta l'apertura delle votazioni, che lo ricordiamo per tutti, dalle ore 15 di questo pomeriggio fino alle 23 e domani domenica dalle ore 7 alle ore 23 gli uffici ininterrottamente rimarranno aperti per il rilascio dei duplicati o nuovi rilasci di tessere elettorali. La scorsa settimana abbiamo avuto già un buon numero di tessere elettorali rilasciate, oltre le 300, questa settimana, esclusa la giornata di oggi, già 1200, quindi vediamo come da una settimana all'altra l'incremento ci sia stato. Macchina a pieno regime all'ufficio elettorale del Comune di Trieste, aperto per tutta la durata delle votazioni dalle 15 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani, dove è possibile ricevere una nuova tessera elettorale in caso di smarrimento, deterioramento e esaurimento degli spazi. E le giornate clou di vero e proprio super lavoro per il personale addetto sono proprio quelle dedicate al voto. Il personale è numeroso, gli sportelli sono tali da poter supportare adeguatamente tutte le richieste dei cittadini. Quindi anche per i ritardatari, insomma, è ancora possibile avere la tessera elettorale. Anzi, appunto, affrettatevi per coloro che appunto sono intenzionati almeno a fare la richiesta, visto che appunto c'è tempo fino alle 23 di domani. Ecco. Non aspettiamo però chiaramente l'ultimo momento, perché deve esserci anche poi il tempo di potersi recare in seggio, ecco, per poter votare. Tra le novità di quest'anno, oltre all'inedita votazione anche al sabato pomeriggio, c'è l'allestimento di un seggio speciale, il 400, destinato agli studenti fuori sede, collocato al piano terra del Palazzo di Passo Costanzi che ospita l'ufficio elettorale. Tanti studenti che risiedono qui a Trieste, quindi domiciliati qua a Trieste per motivi di studio, potranno per la prima volta, e ne abbiamo anche tanti perché circa 500 hanno presentato domanda secondo la normativa in tempo utile, potranno votare per la prima volta per i propri candidati, quindi della propria circoscrizione. In questa occasione è stato allestito, come prevede la norma, un seggio ad hoc. Già da oggi e anche dopo il termine delle votazioni alle 23 di domani, l'ufficio elettorale è in moto per gestire le operazioni di allestimento dei seggi con tutto l'esercito di presidenti e scrutatori e poi per lo scrutinio vero e proprio. E i seggi appunto elettorali dopo le 23 inizieranno immediatamente lo scrutinio che poi con tutto il materiale verrà consegnato al Palachiarbola, che è una struttura che è stata allestita appositamente per ricevere tutto il materiale dei seggi. Parte di quel materiale poi proseguirà per il Tribunale per le operazioni di determinazione poi dei risultati, quindi presso il Tribunale di Trieste e poi per la Corte d'Appello di Venezia. Scatta domani l'orario estivo degli autobus. Alla novità principale della linea 20 Muggia-Barcola si aggiungono conferme e prolungamenti delle linee, in particolare per le zone di mare. Vediamo. Adesso entra in vigore, come sempre, l'orario estivo, quindi naturalmente viene un po' rivoluzionato quello che è il trasporto pubblico, le linee scolastiche tradizionali vengono sospese, ma chiaramente viene aumentata la 36, potenziata evidentemente su Barcola, abbiamo già visto la 20 che poi aiuta a sostenere il flusso verso Barcola, e abbiamo la 9 che adesso arriverà fino all'Ausonia, che anche questa è una novità. Non c'è solo la linea 20 allungata da Muggia-Barcola, tra le novità dell'orario estivo degli autobus della Trieste Trasporti per il periodo che va da domani, domenica 9 giugno, all'8 settembre. C'è anche la linea 9 prolungata fino allo stabilimento Ausonia per le corse in partenza da Piazzale Gioberti e dirette verso Largo Irneri nella fascia oraria tra le 7:30 e le 19:30. Ma i collegamenti maggiormente potenziati sono proprio quelli col lungomare barcolano, con le 60 corse al giorno della linea 6 e il ripristino con la 36 dei collegamenti tra Via Giulia e il bivio di Miramare, con una cinquantina di partenze quotidiane da ciascun capolinea, le già citate 70 e più partenze della 20 allungata. I collegamenti con Barcola avranno una capacità quotidiana superiore ai 18.000 posti. Sospese le linee scolastiche 55, 56 e 57 fino al prossimo autunno. La 70 viene ripristinata di sabato e domenica fra la stazione di Visogliano e Sistiana Mare, con 21 partenze quotidiane da ciascun capolinea. Continua il servizio notturno nelle serate di venerdì e sabato, mentre è sospeso il mercoledì. E poi ricordo che naturalmente tutti gli orari e le novità sono tutte reperibili sul sito come sempre. E parleremo del concerto di Max Pezzali di domani sera e di sport e di altro ancora, di altri spettacoli, subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
Torniamo in diretta e parliamo di Max Pezzali. Domani il grande concerto, data zero del suo tour, così come è stato già per Ultimo, e ora vi mostriamo anche delle immagini che sono state pubblicate proprio dal Instagram, sono le stories appunto su Instagram dello stesso Max Pezzali. Eccolo qui, lo vediamo per le strade di Trieste, accompagnato dalla banda, perché il grande concerto di domani sera, ecco, sentiamo anche in sottofondo il suono della banda, è stato proprio anticipato dalla sfilata della banda composta da 20 musicisti e 4 sbandieratori, che questo pomeriggio ha animato il centro città suonando in chiave d'orchestra alcuni dei tormentoni, dei più grandi successi della scaletta del Max Forever Hits Only Tour, verso il sold out appunto allo stadio Nereo Rocco domani sera. Quindi vediamo appunto le rive, poi Piazza Unità, il centro si sono riempite di gente che ha accompagnato Max Pezzali proprio nella sua sfilata. Il video poi del cantante, del popolarissimo cantautore, in poche ore ha collezionato tantissime interazioni, facendo salire tutte le aspettative appunto per questa data zero di domani, dello spettacolo del tour che quest'anno poi porterà Max Pezzali, l'ex frontman degli 883, a Torino, Bologna, Roma, Milano, Messina, Bari, con una tournée di soli grandi successi proprio a partire da Trieste. Qui vediamo il suo arrivo ad esempio in Piazza della Borsa. E domani sera appunto c'è l'attesissimo concerto di Max Pezzali. Sono attese circa o addirittura più di 24.000 persone che sono in arrivo anche da Slovenia, Austria e Croazia. Poi sono pronti a partire anche tutti i provvedimenti sia sul traffico che per la sicurezza che in queste occasioni vengono attuati. Allora vediamo il servizio di Marco Stabile. 24.000 biglietti già staccati per Max Pezzali allo Stadio Rocco di Trieste. Dopo giorni di prove per la band, verrà il momento di fare sul serio. Apertura cancelli prevista alle 17:30 per 2 ore di musica che attraversa 3 generazioni di successi. Il piano sicurezza e viabilità previsto è quello già scattato in occasione di Ultimo, ma il servizio navetta sarà potenziato, considerato un pubblico ancora più importante che arriverà a Trieste anche da Austria, Slovenia e Croazia. La biglietteria aprirà alle 16:30 di domenica, mentre alle 17:30 sarà possibile ritirare gli accrediti. Per accedere all'impianto sarà richiesto un documento di identità valido. Dalle 12 di domani e fino all'1 di notte sarà in vigore il divieto di transito in via Valmaura, da Piazzale Valmaura, via Palatucci fino alla Grande Viabilità, e in via Miani da via Flavia a Piazzale Atleti Azzurri. Dalle 20 all'1 il divieto di transito scatterà anche in via Macelli, mentre dalle 22:30 a mezzanotte e 15 verrà chiusa via Flavia tra Piazzale Cagni e Piazzale Valmaura. Sempre dalle 22:30 a mezzanotte e 15 via Caboto e via Pigafetta saranno a senso unico. 3 i parcheggi di interscambio a disposizione del pubblico: il multipiano del Silos in Piazza Libertà, quello dell'Eurospar di via dell'Istria e il park del Monte d'Oro Shopping Center di Aquilinea, con collegamenti a Rocco tramite navette della Trieste Trasporti a partire dalle 15:30. Ed ora passiamo allo sport, l'analisi della serie di finale fra Pallacanestro Trieste e Cantù, sin qui dominata dalla formazione di Jamion Christian. Abbiamo fatto il punto con il grande campione del passato e commentatore sportivo Alessandro De Paul. Vediamo. Una squadra in missione, una macchina perfetta, ormai mancano gli aggettivi per la Pallacanestro Trieste formato playoff. 8 vittorie su 8, 6 in trasferta, 2-0 nella finale promozione contro Cantù, entrambe vittorie strappate in trasferta. Il commento della situazione di Sandro De Paul, campione europeo, pluriscudettato e anche ora commentatore sportivo. Una dimostrazione di forza, una squadra in missione, una squadra che in totale fiducia. Si vede da come stanno in campo, si vede dalla capacità che hanno di essere attivi tutti quanti in attacco. Reyes su tutti, chiaramente nell'ultima partita 32 punti, è una prestazione monster, ha fatto quello che ha voluto, e in difesa di essere consistenti e sempre pronti a chiudere linee di attacco avversarie, nonché la grande componente dei rimbalzi, hanno sempre vinto la lotta a rimbalzi. Quanto alla svolta di questa squadra dagli alti e bassi del campionato ai playoff, è una macchina quasi perfetta, ha cambiato totalmente. C'è stato sicuramente, come ha confermato anche Candussi dopo la partita
dell'altro giorno di gara 2, un confronto tra di loro dove si sono messe in tavola le carte e ognuno ha deciso e ha dovuto fare un passo in più. Credo che ci sia una maggiore conoscenza da parte dello staff tecnico del campionato, ma anche dei propri giocatori, e questo aiuta tantissimo. Fammi dire che la grande però qualità di questa squadra è nella società. La società ha tenuto duro, è rimasta fedele ai suoi obiettivi di inizio campionato, è rimasta fedele alle sue idee, non cosa molto facile da trovare oggi come oggi, anche nelle difficoltà, e di questo va dato grande merito sicuramente ad Arcieri. Ora occhi puntati tutti sulla gara 3, quella che potrebbe essere già decisiva, il primo match point promozione, lunedì sera al Pala Trieste. Aspetto chiaramente una squadra che comincia la partita con grande grinta, con grande voglia di aggredire la gara. Non sarà facile perché Cantù è una squadra vera, una squadra che ha tutto, come abbiamo già avuto modo di dire, ha alcune pause, alcune fragilità mentali sicuramente che abbiamo visto. Tante volte, come nella partita che abbiamo commentato ieri, Trapani a Bologna, l'ultimo gradino, l'ultimo passettino, quello che ti permette di agguantare un trofeo, può risultare il più difficile, proprio per la pesantezza che può avere il pallone in alcuni momenti e per la qualità e la quantità della posta in palio. E credo che Trieste però, con la fiducia che ha accumulato in queste partite, abbia tutte le carte in regola per poterlo fare. Due atti unici contemporanei, la porta divisoria e il castello del Duca Barbablù. E questo è il gran finale della stagione lirica e del balletto del Verdi di Trieste, in cartellone dal 14 al 23 giugno. Ieri la presentazione, vediamo il servizio. Come voi sapete, al fallimento dell'azienda, avvenuto 5 anni fa, ben poco la nostra famiglia poté salvare. Il Teatro Verdi di Trieste chiude la stagione lirica e di balletto con due atti unici: la porta divisoria di Fiorenzo Carpi sul libretto di Giorgio Strehler, in seconda rappresentazione assoluta dopo la prima mondiale a Spoleto, e il castello del Duca Barbablù per la seconda volta a Trieste dopo la prima e unica rappresentazione nel 1979. Debutto venerdì 14 giugno alle 20:30, poi in scena fino a domenica 23. Il dittico è stato illustrato in conferenza stampa al ridotto del Teatro Verdi. Mettiamo in scena due capolavori, innanzitutto intesi come capolavori musicali, perché sono due partiture veramente straordinarie, scritte veramente molto bene, ed è una musica che, come dire, non soltanto ci parla di quello che è stato un momento importante della vita culturale a livello mondiale, che oggi forse è un po' dimenticato, diciamo, perché la musica del Novecento oggi si fa fatica ad ascoltarla, e questa invece è un'ottima occasione per riascoltare. Mi fa molto piacere che Trieste abbia deciso di presentare questa operazione a cui mio padre teneva moltissimo, che non ha mai finito, e mio padre è stato il musicista di Strehler tutta la vita, l'unico musicista con cui Strehler ha lavorato, e quello di quest'opera è l'unico libretto lirico che Strehler abbia scritto. Pensiamo che il compito di un'istituzione come il Teatro Verdi, che è un'istituzione fondamentale per la vita della città, sia quella proprio di riportare in vita e ricordare anche a tutti i nostri spettatori che esiste un'arte contemporanea, un po' meno contemporanea, un po' passata, che ha pari dignità rispetto a tutto il resto di quello che si mette in scena. E mattinata di musica in salsa triestina, sveglia Trieste con Alessio Colautti e la sua fisarmonica, che ha incantato il pubblico del programma mattutino di Tele4. Vediamo un estratto. Suona la canzone nel tram del Subcina, che Sì. siccome non lo avevamo più, almeno che sento la sua voce No, diciamo così. E anche il tram de Occina, senato disgrazia, venindo sopra il scorcola una casa che ribalta, e buona de Dio, era giorno de lavoro, e dentro non che era che il povero frenador. Torno!
Buongiorno Fiori, mi finì l'anima di buon umore, grazie. La Granzetta tra l'altro telefona sempre. Sì, perché la vivi di Tele4 era, Popcorn e Tele4. Qua se magna, qua se bevi, qua se bevi, qua se vivi in abbondanza, pasta asciutta non ne manca, e viva la e pobo, e viva la e pobo, e questo è il motto Triesti, che la va di bene, che la va di male, sempre allegri ma in passione, viva la e pobo. Intanto, Alessio, intanto viva la sempre. Sempre. E coi sega sposato se riva di sonadori con la gobba anche lori, con la gobba anche lori. E coi sega sposato se riva di sonadori con la gobba anche lori. La famiglia dei Gobon. Goba tu madre, goba tu padre, goba la mona de tua sorella, iera goba anche quella, iera goba anche quella. Goba tu madre, goba tu padre, goba la mona de tua sorella, iera goba anche quella, la famiglia del Gobon. Gobo, sentite, gobo, sentite. Gobo, sentite, me sentirò anche me. Ma alla richiesta bisognasse passare a un minimo di soglia. Sì, bisogna cominciare a passare all'incasso. Oh, che bel fiore, che bel fiore, oh, che bel fiore, ero in campagna col primo amore, oh, che bel fiore, oh, che bel fiore, viva l'amor sul paion. E sicuramente questo spettacolo ha divertito i nostri telespettatori, ma tanto anche chi lo ha realizzato, chi era in studio questa mattina. È tutto per il telegiornale di questa sera, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti voi.